Beh, dai, è un traguardo importante. Lavoro con Simone da tantissimi anni e sono onorato di seguirlo anche in questa sua nuova tappa, che è una tappa importante, come stiamo vedendo dal riscontro anche sui social, ma anche di pubblico e di critica. Una poesia di alto profilo che solo un artista di quel livello può produrre. C'è un po' di Friuli sul palco dell'Ariston, a dirigere Simone Cristicchi in quella che è una delle canzoni più apprezzate e discusse del festival, Quando sarai piccola, è uno dei protagonisti assoluti del panorama musicale Made in FVG. Walter Sivilotti, musicista, compositore, arrangiatore, vanta collaborazioni con le più importanti orchestre e i più importanti artisti a livello internazionale, ma si sa, Sanremo è Sanremo e la notorietà quando si sale su quel palco raddoppia. Sì, sì, una pazzia, una pazzia di messaggi e Sanremo ti dà molta visibilità, ma soprattutto ti dà la possibilità di confrontarti con il top della popular music in Italia. Il maestro Sivilotti, nato a Udine, continua ad avere un legame forte con la terra d'origine, direttore artistico dell'Accademia Musicale Naonis di Pordenone, docente al Conservatorio Tomadini di Udine, dove appena torna racconterà Sanremo ai suoi allievi. E sono il referente del Dipartimento di Popular Music, quindi fortemente attinente alla mia attività. Io ai miei allievi, e credo che sia la cosa fondamentale di un insegnante, porto la mia esperienza, perché oltre alla preparazione artistica per lavorare, soprattutto per lavorare in questo settore, bisogna avere diciamo anche degli insegnamenti riguardo a come funziona il meccanismo e a come ci si relaziona con le persone. Io ho fatto diversi percorsi in Friuli anche simili a questo e quindi sì, porto la mia esperienza, porto il Nord-Est, porto il Friuli qui a Sanremo.